È iniziato appunto un paio di giorni fa l'iter in Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio per il 2026 della Regione Friuli Venezia Giulia. Noi come Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, attraverso la nostra consigliera regionale Rosaria Capozzi, abbiamo deciso di avviare un percorso, una campagna di raccolta idee per coinvolgere i cittadini, quindi non solo i nostri iscritti, i nostri attivisti con cui siamo in contatto, ma poter coinvolgere veramente tutti, anche se poi effettivamente non ci votano, questo poi noi non interessa nel merito di questa campagna, appunto per raccogliere idee e da trasformare in proposte emendative per appunto migliorare il bilancio della nostra regione e quindi cercare di migliorare di conseguenza diversi aspetti che possono intaccare la vita dei cittadini e che sono di competenza della regione. Basta andare sui nostri canali social del Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia oppure sul nostro sito web e lì ci sono tutte le informazioni, tutti i moduli, anche i contatti per eventuali dubbi. Noi vi chiediamo semplicemente di darci delle idee. Il nostro onere e anche onore sarà chiaramente quello di trasformarle in proposte emendative, quindi da parte quella legislativa. Eventualmente, se una proposta o un'idea non è di competenza del Consiglio regionale, non solo vi rispondiamo anche nel merito e ve lo spieghiamo il motivo per cui non si può presentare quella proposta, ma ci impegniamo a portarla avanti anche nelle altre istituzioni in cui siamo presenti, quindi dal Comune fino al Parlamento europeo. Chiarissimo.